Io l'ho visto direttamente, ho avvisato io. Che sua mamma abita qui vicino? Mia mamma abita qua a 100 metri e quindi guardando fuori della finestra qua dietro ho visto il capannone completamente avvolto dalle fiamme e quindi ho dato gli allarmi. Il sindaco era dalla madre per gli auguri quando si è accorto che dai capannoni della Rossato, un'azienda di stoccaggio di rifiuti di Pianiga nel Veneziano, si erano levate fiamme alte fino a 15 metri. Un incendio che ha distrutto il magazzino con all'interno anche mezzi di movimentazione, divorato dal fuoco anche un muletto. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 19:30 del giorno di Capodanno, ancora per cause da accertare. Per domarle sono intervenute le squadre di vigilfuoco dei distaccamenti di Mira, Dolo, Padova e Venezia e il nucleo chimico dei vigili del fuoco di Mestre, incaricati di verificare se la combustione del materiale conservato avesse provocato emissioni tossiche in atmosfera. Qual è la situazione in questo momento per l'inquinamento nell'aria? La situazione dell'inquinamento dell'aria sembra che al momento attuale non ci sia pericolosità, quindi io sono in attesa comunque dei dati ufficiali dall'ARPAV, dopodiché eventuali provvedimenti amministrativi saranno emessi solo in conseguenza di questi, però già ieri sera e anche stamattina mi escludevano un pericolo di inquinamento anche per la cittadinanza, per gli ortaggi e quant'altro, quindi prevedo che non emetterò ordinanze. Se però mi arriva un dato completamente diverso, ecco che siamo già pronti perché è già predisposta. In effetti il fumo sprigionato dall'incendio ha spaventato la popolazione, che è rimasta chiusa in casa per tutta la sera, in attesa di informazioni confortanti. Non si è capito ancora che cosa è successo, questo è il vaglio, ovviamente è il lavoro dei vigili del fuoco e vedranno loro a spiegare il nesso di causalità che ha scatenato questo dramma per l'azienda del mio territorio.